Ciao bellissimi, bentornati. Oggi facciamo un'escursione semplice in provincia di Pordenone. In particolare siamo nel paesino di Andreis. Sarà un percorso di circa 3 ore con un piccolo dislivello e il panorama sembra già bellissimo. Andiamo. Inizio questa esplorazione con molta curiosità. Non ho mai camminato attorno al monte Chiavac e poco prima di partire ho incontrato una simpatica nonnina che mi ha raccontato una leggenda locale. A quanto pare in questa zona abitava una creatura che rapiva i bambini che uscivano la sera. Era una specie di gnomo vestito di rosso, il Macciolo Rut. Diciamo che la salita iniziale è ottima per spezzare il fiato. Siamo a un terzo del percorso e c'è la seconda salitina. Ci sta, il percorso è semplice da seguire, l'unica cosa sono magari gli attraversamenti del torrente, dell'Edron, che se non siete amanti dei sassi e dell'acqua, forse non li apprezzerete troppo. Sono ancora sulla seconda salita e c'è un piccolo bivio che non è segnalato, però guardando per terra si va distinto avanti e invece il sentiero prosegue a sinistra, quindi quando avete dei dubbi alzate sempre la testa e guardatevi attorno. Il percorso è semplice, però non lo consiglio come prima camminata per principianti, magari un po' di allenamento prima. Poi dipende ovviamente da che tipo di principianti siete, perché se siete super atletici comunque è easy. Se avete bisogno di ingranare però forse non è la prima escursione da fare. Per ora del Macciolo Rut neanche l'ombra. In compenso mi ritrovo faccia a faccia con un'altra leggenda locale, l'Aga del Muscle. Questa sorgente si dice che sia potabile solamente dove non tocca il muschio, cosa alquanto insolita dato che normalmente il muschio effettua un'azione di filtraggio dell'acqua rendendola più pura. È interessante. Sì, è giusto, qua si cammina un po' sul greto del torrente. Penso che siamo a 3/4.
bellissima, mi è appena scivolata accanto una magna nera. Comunque siamo quasi ritornati ad Andrés, da dove raggiungeremo di nuovo il parcheggio, e prima di terminare il percorso vi suggerirei di lasciare un mi piace, condividere il video e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Inoltre, se volete ripetere questa avventura e avere più informazioni a riguardo, lascio in descrizione il link al mio sito dove troverete una mappa del Friuli e tutte le esplorazioni che ho fatto e che farò. Niente, il superamento della chiesetta degli Alpini e l'arrivo al centro avifaunistico determinano il fatto che siamo usciti dall'area del Maciolo Rut. Che belle! La gentile nonnina mi ha spiegato che quando era bambina le dicevano di non distruggere i covoni di fieno, i cosiddetti cavoi, perché altrimenti il Maciolo Rut l'avrebbe rapita e portata nelle grotte della montagna. E lei e tutti i bambini del paese avevano il terrore, per cui la sera stavano molto lontani da questa zona. Ok, puoi uscire. Ok, considerazione finale. È un percorso semplice, ci sono 2 salite importanti, ma comunque prese con il giusto tempo sono alla portata di chiunque. E i paesaggi sono molto differenti e quindi questo è molto piacevole. C'è tanta ombra, ci sono 2 fonti d'acqua, più quella iniziale 3. Per concludere, se fossi in voi io ci andrei.